livello di gradimento delle nostre escursioni, che a quanto sembra è molto alto. Oggi abbiamo avuto il piacere di portare una parte delle delegazioni a conoscere quello che il territorio di Vittorio Veneto, in particolar modo nei due centri storici di Serravalle e Ceneda, possono offrire. Devo dire che c'è una grande soddisfazione negli animi, sia da parte dei docenti che dei nostri alunni, che nella giornata di oggi hanno valorizzato il patrimonio culturale che noi abbiamo. Ho scoperto che i nostri docenti, le nostre delegazioni sono veramente esterrefatti dalla bellezza di quello che un piccolo centro, una grande città, ma un piccolo centro come Serravalle e Ceneda può offrir loro. Qui ci troviamo ad esempio all'interno del fantastico Palazzo Minuccio Minucci, abbiamo visitato il Museo del Cenedese, abbiamo visitato l'Oratorio dei Battuti, dopo andiamo al Museo della Battaglia. I ragazzi hanno fatto da guida e hanno fatto un lavoro eccellente, e questo dimostra come la scuola c'è, la scuola dà veramente delle bellissime competenze, forma questi ragazzi in modo così completo per poter poi esprimere a sua volta in un futuro quello che è il patrimonio che il nostro territorio ha, che è un qualcosa di eccezionale. È stata un misto tra il andare fuori di testa per organizzarla, ma anche il divertimento, perché comunque è un'esperienza che non capita tutti quanti i giorni, quindi diciamo che il percorso è stato molto lungo, sudato, ma alla fine ha avuto i suoi effetti desiderati. Una giornata interessantissima, a parte che l'organizzazione è stata ineccepibile, impeccabile dal primo giorno. Oggi chiudiamo, siamo un po' stanchi, un po' emozionati per stasera, però devo dire grande interesse fino all'ultimo giorno. Complimenti a tutti. Per questa sera sicuramente tutti quanti saremo pronti e ovviamente speriamo che vada il meglio possibile, perché per chiudere un evento così perfetto bisogna fare il finale al meglio delle possibilità.